È nato quando io ho visto la mostra del Murer, ho pensato immediatamente che c'era la possibilità di fare una mostra di questo artista Luigi De Giannini, che io conoscevo perché ho realizzato il museo di Costanissoio, e poi dopo il tipo di pittura, il surrealismo, che non è una cosa di tutti i giorni, e io l'ho proposto al presidente Clodovaldo e al consigliere regionale Matteo Toscani, e abbiamo cominciato a lavorare in questo senso. Finita l'amministrazione Clodovaldo, ecco, è intervenuta l'amministrazione Ciambetti, per cui hanno confermato la possibilità di fare questa mostra. Oggi siamo arrivati all'inaugurazione, è andato tutto ok, molto interessante dal punto di vista appunto del tipo di pittura, due sale meravigliose con un filo conduttore tra vita e morte, tra Freud, tra sogni, tra psicanalisi. È una cosa molto interessante, e cioè, tra l'altro è la prima mostra naturalmente di pittura surrealista al Palazzo Ferrofini, e quindi è una cosa molto, molto interessante perché è in un palazzo istituzionale. Non tutti conoscono le regole in particolare quelle del Comelico, e allora nel catalogo io ho spiegato la motivazione i contatti tra Venezia e il Comelico per la fornitura di legname, l'arsenale, eccetera, e alle antenne, e così, perché provenivano tutti questo legname in particolare dalla Valle Visende. Ecco, e allora così c'è stata anche l'opportunità di evidenziare, di parlare un attimino cosa sono le regole, quale funzione. Tra l'altro la regola di Costanissoio, che appunto è titolare del museo, ha sponsorizzato tutti i supporti molto, molto, diremo così, con legname spregiato, larice, eccetera, e insomma coinvolta regione, regola, comune, Unione Montana, è andata molto bene.